Dalla visita guidata, anche con l'ausilio della realtà aumentata, alla transumanza, fino alla merenda settecentesca o alla musica nel parco, ma anche la possibilità di pernottare. La giornata delle Ville Venete ripropone nel weekend l'incredibile opportunità di esplorare l'entroterra, scoprendo la storia e l'eredità della Serenissima Repubblica di Venezia, che a partire dal Cinquecento ha impreziosito il territorio e il paesaggio in modo straordinario, promuovendo architetti e pittori che rimarranno nella storia dell'umanità. Percorsi innovativi e suggestivi capaci di assecondare tutti i gusti e gli interessi, da quello storico a quello gastronomico ed anche di benessere. In modo particolare quello che vogliamo è che chiunque venga a visitarci si senta parte di questa storia meravigliosa delle Ville Venete e che porti con sé un ricordo, che sia il foliage, che siano gli affreschi, che sia una degustazione, un momento veramente importante. Sono oltre 100 le ville che apriranno le porte nel weekend, nel Trevigiano saranno 21 che offriranno 41 esperienze, dagli itinerari tra natura, architettura, musica e gusto, alle colazioni, ai giochi e all'atelier d'arte. Mario Zorzato e Marilena Pozzobon sono i proprietari di Villa Grimani Morosini Gatterburg ad Albaredo di Vedelago dal 1984, una villa del 1570 a cui stanno dedicando la loro vita, nella quale hanno anche trovato un tesoro inestimabile. La cosa più particolare sono le 4 stagioni di Albert Thorvaldsen, che assieme a Antonio Canova è uno dei massimi esponenti della scultura neoclassica europea. Al nord Europa conoscono il Thorvaldsen, nel sud Europa il Canova. Comunque questa è la cosa più importante. Poi il fatto di avere degli affreschi diciamo originali che abbiamo restaurato. Dopo aver condotto gli ospiti nel giro turistico, raccontando aneddoti storici, mostrando i tanti reperti trovati durante i restauri, dalla meridiana sulla parete ai cocci del Cinquecento, al biroccio del 1905 rimesso in ordine, il proprietario lancia un vero e proprio grido di allarme. Queste case, se non sono abitate, vanno in rovina, c'è poco da fare. Bisogna capirle e abitarle. Quello che io e mia moglie abbiamo fatto finora da 40 anni a questa parte e pensiamo di continuare ancora.